ammazza il padre sordo. Ma guardate, pane scriverne, va bene. Non si sa, no? Sta ci sono vado perché si era tu. Ma perché lo vado era su? Papà, raptus, no raptus. Raptus. Ja, vado a vedere buone cose, che ci sente buone. Papà, là, ma stai davanti. Ma sono mi sa che manca sto buco. Ma insomma, ma scende magari. Ma sto mi da casa il cepino, e da casa mancare. E allora non lo spiego nada. Proprio solamente, Margherita e Geppino hanno spartito da casa. Geppino si è andato a casa facellà e Margherita ha chiuso l'altro. Ma io si sa che io sto so questo, perché mangia qua, è normale. Come vi stavo dicendo, questa stanza qua, siccome è di passaggio portato, hanno tutti i cambi da qui, stavo con noi, non capisco. Hanno fatto pure per me, hanno fatto. Hanno visto 50 anni, poi non è, perché si dà 5 minuti l'hanno alzato una tavola. Allora che strada lo so, A te non fa ben per friglia. Ma statelo fermo, che a cattino mi fanno fare cameriere. Ah, ci vorrei caire. A città cameriere. E con la mattina. Papà, a città cameriere. E carabinieri. Sì, vabbè, come volete voi. Ah, vabbè. Ma una cosa, ma per mangiare come si fa? Come vi stavo dicendo, la cucina è in comune, visto che state a mangiare per forza. Mentre adesso, siccome ci stiamo in spirito, c'è chi si è messo una parte là e Margherita che la Allora rischioni. sì, io ho posto. Sì, hai ragione. Hai fatto tu, aspetta. Ma che te lo fa la parte qua, ma che c'è un negozio. Ma che c'è secco, guarda quando tu parla a parte qua, parla per caso di tutte cose. Secondo me che si tiene dall'altro era scherosa capo. Ma ci non piacere che abbiamo spezzato. Brava che la per la figura mia. Va bene, non va a di spezzato. Interi spezzato. Ma eri? E se capisci? Che non sono due casi che hanno scelto. Si va a racconto, naturalmente. Poi rimangono andando giù e si separano le gambe. Ma che è questo, sapete? O tribunale a me a chi mi ha affitto. Io fino a Io facevo un montaggio, ovviamente, l'amministrazione del corpo giornale, ecco qua. Bella, alta, formosa, allegra, rosa passiva, presso Iaccarino, via Foria 136. E chi è lo sa passare? Ah, papà, sono io, fanno parte chi se no mettono una morena. Allora facciamo stamattina, facciamo dei fatti. E non mettono un buon giornale, che lo fanno schiavo. Facciamo stamattina, no che sto capace che mi caccia, non mi chiudo una cosa a parte. Non c'è sta niente da fare. Questa è capace di farmi mangiare il fegato fino all'ultimo giorno. Che già fatto il fegato, a me si mette troppo stomaco. A me facendo me la da cosa. Papà, state partito, ma che è una lettera omonima. Oh Monica, cretino. Anonima, sei anonima. Ma non è che a me non può. A me mi passa manca la capa. Solamente indichi, ma è sempre la stessa canzone. Ah, state dicendo una canzone. Sì, papà, tradimento. E avevo mettere il puzzafato. Papà, televisione, Ah, pensione. Papà, guardate come faccio. La televisione stanno facendo i cartoni animali. E quando mi dici, papà ci metto delle filmere in di capito? Mi sa fa una cala dopo che c'era due orecchie che stavano. Poi la camera chi so per. Ma chi so per stare qui? Dunque, ragazzi, vostra moglie vi tradisce come un uomo. Fate attenzione. Le corna crescono di 1 centimetro ogni volta che viene il sabato e si fermano quando arriva la domenica. E quella avrà ragione. Quella poi la domenica è festiva. Servono pure i cori. Cioè, stracci la lettera già, favorevole proprio a favore. Questo è un unico pazzo. Cristi, sia ben chiaro. A me non posso proprio, a me non passa manco la capa. Solamente che io vorrei capire, se guardate che poi il sabato crescono e la domenica si fermano. E poi chi? Facciamo lo stesso sbaglio. Appunto, tu sbagli adesso. No, scrive sabato con 2 B. Martina, a giocare, quando ti piace, niente che se dopo come dire tuo fratello, sono i confetti fatti che sa da ogni sera. Ma mannate i fiori, ma mannate. Ah, Cristi, è una cosa non mi ci separare, che non è guardare, ma non è giù. Ma una cosa, guardate come tornava per venire. Signora, posso dirvi
dire una parola. Certamente. Oggi è domenica. E saluti Ciappi. No, dicevo, oggi è domenica, il sabato è E passato. si capisce, se è domenica, il sabato è passato. Signora, io sono tutto, voi la domenica riposate. Gesù, e pur nostro Signore il settimo giorno si riposò. Ma il sabato no! Avete ragione, io la domenica mi riposo. Per sabato mi diverto addirittura. Appunto, io lo so, ma il sabato è passato, oggi è E va domenica. bene, avete ragione, mi dovete dire qualche altra cosa. No, solo questo, oggi è domenica. Sentite, allora una volta che ci dobbiamo separare, io vi devo dire una cosa molto importante. Domani è lunedì. Non si preoccupate, poi la donna testa. Che si fa, ci potrebbe essere queste cose, a me non me ne importa, a me mi passa manco la cava, però a giocare no. Ma scusa, la vostra mantiglia. Sai che sì, sono nervosa, ma volessi pigliare con tutto il mondo, ma non posso. E così mi sfogo un po' le mosche e zanzare. Ehi, sai che ti dico? Non me ne va a casa, signora Sia che torno quando è passato stato. Aiuto! Aiuto! Ma quello che sono chili. Ma sei tu? Non pensavo che era l'estero che camera. Vai a pigliare una mela, quindi state troppo nervoso. A Campovino, sì. Perché non sono dei pastelli. Sì, sono dei pastelli. E chi non ha pollato solo a Campovino, diciamo, le camere. La faccio riportare a Campovino. Lasciamo il telefono. Sono una bandera a sedatore che hanno preso. Ma io non capisco l'ardire, la faccia tosta. Mamma! E a chi fate paura? Io lo so che mamma è uscita, ho fatto la spia prima di salire. È che voi mi perseguitate per la strada, e va per la strada di tutti e non ci posso fare niente. Ma Catalina, faccia tosta e sai il dopo che le è successa ieri. Questo è assurdo. Ma io già vi ho spiegato come andavano le cose e che sapevo che mandava in fumo il vostro matrimonio. Ma sai che nazione sporca è stata? Sì, ma è come rubare per comprare le medicine alla mamma. Ma lo sapete che domani mia madre e mio padre vanno dopo tribunale per si spartono? E lo sapete che per colpa vostra io ho perduto il mio fidanzato? E è per questo che sono qua, per porre fine alla vostra zitellanza. Come si dice? Audax fortuna iuva. E invece la vedo attacchista. Sentite, ma lo sapete che mi è venuta una grande voglia di... Sì. Una grande voglia Sì. di... Una grande Sì. voglia, ma chiama una cosa da fare. E picchiatemi pure, anzi, fammi che vuoi. Indifferentemente. E battetemi a morte, sì. Ma pensate ai miei bambini. Ah, e tu dite pure i figli. No, per il potessimi a fare. Se avete chiamato mamma e vi chiamerò cioccolatino. Oh, ma caramella, chi mangia? Sentite, cosa? Lo sapete che siete più fastidiosi di una zanzara? Ma che profumosa di da sta casa. Che se farà morire. Oh, e chi sarà morto? Io per me già sono morto. E io è per questo che vi ho portato questi fiori. La dico, c'è sta norma, che è buono, ma posso sempre spaccare una cosa andata. Ma non paghi, ci viene a prendere lo studio poli. Sì, la partecipazione. Ma non ero sta su dopo. Sto parlando dello balconari, no? Qualcuno ne va dalla scavisceria, secondo me è un popolino impegnato. Dopo di impegnare, sì. Zitto sangue. Scusate, signore, ma voi chi siete? Ma chi ci va cercando? Sono Persichetti, vi ho portato questo fascio di fiori e questo pacchetto di caramelle. A così quando i vostri figli vi fanno scemo sul mangiare, non mettete una bocca e va zuccato. Ma mi avete portato le caramelle e sto già su qua. No, ma adesso sono caramelle al liquore. Ogni caramella che se ne prese cognac vera e propria. Sì, tu lasciate sempre la snow che sono capace che me lei, non avete capito? Grazie giovane di queste pinnole che mi avete portato. E quello da medicina ci vogliono. Grazie. Prima di sì, la vita con loro signore, questo è un bravo giovane. Capite? Oggi è cagliato l'epoca. E firma il vostro non me la capi.
Era sempre la mucchiera che la buscò. Ma quando parla, va, che regalo c'è stato? Va, che regalo c'è stato? Giustamente fa, costui è un saggio. Ma dicetemi una cosa, ma voi oggi non tenete proprio niente da fare? Ma Gesù, io non faccio niente io nel lavoro, figurati la rume. Ah, e che senza Cristina del Buon dicesse quanto? È passata a Bruzzo, sì. Oh, Sì, ti ho portato questo passo di cose e delle spiegazioni per quell'imperdonabile me incidente. la facci pure qua. Dovevo. Come? Sì, perché in questa casa c'è una persona che senza di me rimarrebbe una rosa appassita. Ma voi che dite? Se avessi visto un cucciolo, La mia intenzione sarebbe quella di sposarla subito, ma non so se lei vorrebbe. Ma voi non vi dovete scoraggiare così presto. Insistete. D'altronde una persona può sempre cambiare idea quando poi uno si rende disponibile. Ma zia! Zitta, non lo fanno, fate due. Avete detto una rosa appassita? Sì, ma io la rinvigo io, sempre che lei mi voglia. Mi vuole. Ma non avete sentito, sono un farabutto, un mascalzone. Va bene, avete fatto uno scherzo un po' di calcio, questo è vero. Ma d'altronde non è la fine del mondo. Al massimo, una tirina d'orecchio. E accomodatevi qua. Ma che devo accomodarmi? In questa casa mi cacciano tutti fuori. Ah, signor Pestichetti, in questa casa sono padrone, non sono la cameriera. Tu, Marisi, vai a fare un caffè e poi a cucciare poi. Ma pigliate con un qua. Ma perché è venuta a me, ma Tu vuoi fare un paio di caffè di spartire questa manetta? E non c'è niente da fare. Le ragazze di oggi vogliono fare solo le scicchettine. Aspettate, adesso lo faccio io un po' di caffè con le mie mani. Con permesso. Avete visto? Io così sono, ispiro simpatia. Sentite, io non so voi che cosa abbiate in mente, ma o pazzo, innamorato, facciato, io non vi dirò mai di sì. Ma Gesù, questo è quello che dite voi. Io non sono d'accordo. Ma dai, essere d'accordissimo. Scommettiamo? Scommettiamo. Ma perché sta fa male? Io non mi hai Come tutto facci quanta tasata? C'è l'imbecille? Sì, sì, guarda, guarda. Oh, Sì, io vi ho portato questo passo di più e di spiegazioni. Non ho capito. No, signora, non vi preoccupate, io mi sono perduto per amore. Fate il prostituto? No, non impazzo. Ero innamorato di vostra figlia e siccome ieri sera ti facevo il fidanzamento ufficiale, feci succedere un finimondo per farlo fallire. ma che bugiardo. Sono stato pazzo, sì, è vero, ma che volete me? Sono gli occhi di Marizza. E voi non potete chiedere, non volete tacere. Ma non c'è una pazziato, facci dove? Signore, ve lo giuro, e vi prego di credere che io non giuro mai il falso. Per il trionfo della verità sarei disposto anche alla morte. Ma allora che l'ho perdonato che vedete che non tiene niente a che vedere con mio marito. Sì, ma non la conosco proprio, cioè, vostro marito se teneva una femmina come quella, cioè, di quella brutta specie. Mamma mia, qui mi avete guardato, qui mi avete rovinato. Signor, forse non mi sono spiegato. Vostro marito è innocente, ho sbagliato io. Ma come ci ha fatto una foto fotografica con mio marito abbracciato con quella panza sotto all'ultimo prete? E se voi mi dicete che è stato uno scherzo, allora mio marito è innocente. Ah, il trionfo della verità. E io parlo col maschio. E per una cosa che l'ha fatto. Mi avete guardato un lupiez. Signor, ma vi pare che io possa fare una cosa che può danneggiare la madre di Marizza? Ma io però zitta, pierda, ma basta. Pezzichetti è un bravo giovane. Certo, se voi sulla cosa dite la verità, Ma come non importa a me? Signore, io per voi giurerei anche il falso. Vuol dire che questa volta la verità non trionferà. Dite che ve lo dico, io ve lo dico. Dite che ve lo dico, io ve lo dico. Sentite la giovane di Signor Ogetto, dite che volete che dico, io quello dico. Ah, ma voi siete proprio un uomo d'onore. Ma ci abbiamo pensato, uno papà però. Ah, ma La mamma è sempre la mamma. ecco, Pezzichetti sì che è bravo giovane. Guardatela quella giù, guarda. Difende quel delinquente del padre contro la mamma che è sempre la mamma. Era bellina, E sardi non può che tu vas stata. Caro qua, se non lo faccio pure lo facciamo. Signor Pezzichetti, ma prego, accomodatevi. Fare ieri, sentiamo, vieni. Ve l'hanno già portato il caffè. Lo sta facendo zia Cristina. Ah, ecco. E parliamo delle sante bugie che dovete dire. Mamma, ma se cerco io di farvi fare pace con papà? Ma quale mai, sì? E sapete solamente un po' tutte cardinalare. Signor Pezzichetti, sapete come ha fatto da mio marito?
mi ha fatto diventare la donna oggetto. Ma non un oggetto importante per un bello oggetto, ma no, un oggetto senza valore, un oggetto per bancarella. Mi ha fatto diventare la donna oggettino. Però pensiamo anche alle cose buone, beh. Ma quali cose buone? Beh sì, che odiano la mamma. Che la povera che mi guarda che veniva a casa mia, tutte e due con un mio nome suo a Natale, a Pasqua, prima dell'anno, a Pepano, a Ferragosto, e quello odiava. Mentre io mi sciuppavo con tanta pazienza a chi Lucata Plaza mi si mette in roba. Mamma odiava la nonna. Ma che ne sai tu? No, ma mi aspetta, certi cose capisci. O sai qual è la peggiore offesa che un marito può fare a una moglie? Quando dice piano piano ti stai facendo dare qua la mamma. Nemmeno a figlio perché no, avanti ma te sei. Ma io mi ricordo che tu sei impazzata, Perché io mi mettevo in mezzo e mi giocavo tutto quanto. E poi mi sentiva male moschia. Allora si vedeva vicino e diceva ma che riperdono. Ma che ne sai come la tua passa? E sai che? Mi dà mantenuto con me. Vieni pure tu. questo è il geppetto. Io mi chiamo Geppino, ma come te la già dici che non mi chiamo Geppetto? Io non me la chiamazza, sempre un po' a modo mio, così non si soffre. Perché se rimane giù lo chiamo giù? Geppetto, ricordati che mi chiamo denaro. Mi metto bella avanti, non fai ripetere un Io ti lascio in tribunale, capito? No, io sono Guido, ti lascio in soldato malato e non sei mazza. Dobbiamo là. Senti, Muchetto, mi voce, ma non ti chiamo? Si chiama Mennetto, non ha sceso autentica Rolanda. E allora fallo per Santa Benetta quando fai il tuo ma dico io, ma tu solo la verità devi dire, e la verità non si compra e non si vende. No, quella è la verità, si compra e si vende. Non hai sentito mai dice che la verità è preziosa, no? Quelle le bugie si dicono gratis ogni momento. Acca no! Perché se sono mai No, sì. di qua è violazione di domicilio. Dito, ma non tu vieni a chiamare la fresca. Il porto che io dico che per canto la già aveva lavata. Sono 20.000 lire ogni quarto d'ora. Ma che mestiere fa che Oh, io siamo cacciati. Che devi fare? Devi ascoltare il mio avvocato che ti mette le parole in bocca. Tranquilla che sta stanza e aspetta un po'. Una camera dove? Hai ragione, vedo per te questa è la camera a gas. Senti, ricordati di dichiarare che io praticamente non ti ho mai conosciuto, che io sono completamente innocente. No, si trova come trovo l'indolente tuo. E come ti fanno a trovare un niente? No, se la credo. Ha già fatto, ha lottato a chiara, volesse stendere un po'. Guarda che si sono fatto. Ora mi stendo un po' lì. Ah sì, e allora te la cercati, casi non ti stai con dentro. Oh, caro Don Peppe! Ah, sei tu! Ti ho portato questa fascia di fiori e quattro parolacce con me stacci. Ma come si manda in fumo un matrimonio così? Versi che quello fa presto il prete da sopra l'altare a dire vi dichiaro marito e moglie. Però mamma sta via ridacchiami. Finge! Versi che magari sai tu quello non voleva bene nemmeno alla fine. Spesso vedi io portavo dei regalini, delle pazzielle e esse sono pronte a dire andavo a fornire a cattarsi pazzielle.